come state? E soprattutto buon pranzo, buona domenica, felice giornata a tutti voi, come sempre da piccolo insieme ad Antonio da Dio, prontissimi per un'altra bellissima avventura. So che ci siamo appunto un po' persi ultimamente e vi siamo molto mancati, però l'importante, ecco qua, è continuare questa nostra mission che ci porta veramente oltre e soprattutto a favorire tantissimi telespettatori. Pensavo proprio questo mentre stavi parlando, che ci mancava un po' proprio la diretta, ci sono stati problemi lavorativi, organizzativi, comunque avete visto qualche replica, avete anche apprezzato tutte le repliche che abbiamo mandato, che l'emittente ha mandato, ma adesso siamo con un nuovo personaggio e siamo pronti a farvelo scoprire. Ma sì, non vediamo l'ora, anche perché io sono già felice, perché rincontrarlo dopo un po' di tempo mi mette veramente gioia, soprattutto per la sua schiettezza di ciò che scrive, le belle verità sui social e poi tra di noi, ecco, diciamocela tutta, Antonio, c'è una lunga e bella amicizia e soprattutto con i tanti artisti che costellano il panorama partenopeo musicale e non solo, quindi ne parleremo, quindi occhio, attenti, perché abbiamo avuto modo di appunto di sentire un grande maestro e lui che adesso abbiamo qua e ci racconterà, ha accettato, ma soprattutto ci racconterà proprio le molteplicità della sua carriera, perché veramente fa tanto ed è un pilastro della nostra cultura e anche, diciamo, del nostro mondo dello spettacolo. Lo chiamiamo al 3. Sì, però prima ringraziamo Angelo Ciero, l'editore, insieme al direttore artistico Renato De Carmine che hanno voluto fortemente anche la presenza di questo personaggio, di questo grande autore. Ho detto tutto. Ma anche tutto lo staff tecnico, ma perché siamo supportati dal regista, dal fonico, dal nostro cameraman, quindi veramente una grande squadra che sta rendendo questo programma sempre più importante e soprattutto molto seguito. Molto seguito e infatti molto ambito. Molto imitato. Molto imitato, basta. Ok, quindi è arrivato il momento di chiamarlo, accettato l'invito, indovinate di chi stiamo parlando? 1, 2, 3, Bruno Lanza! Wow, Bruno, con calma, Bruno, con calma. Qua. Che bella la tua presenza. Mai dare le spalle alla telecamera. Mai. Come stai, Bruno? Buona domenica. Questo è il mio posto. Sì, ti piace o vuoi fare cambio? No, tu devi stare al centro di tutto adesso. No, va bene così. Devi stare al centro di tutto. Va bene. La tua bella vanità la mostri sui social, quindi è giusto anche perseverare. Ad una certa età si diventa vanitosi. Ad una certa età, ma perché Bruno, dai, che sei ancora un giovane, non voglio dire l'età, ma lui è un giovanotto. Anto, se sapessi quello che fa dalla mattina alla sera, è sempre operato di tante cose, va di qua, di là, scrive pezzi. Sì, ma io lo leggo anche sui social. Leggi pure tante cose. Spontaneo. Appunto, mi piace proprio la sua schiettezza. Sì, mi costa tanto questo. Sì. Sì. Abbiamo visto un po' di cose sui social ultimamente, su Facebook. Tu lo usi perfettamente e correttamente. Guarda, io ammiro quello che fai, e non solo io, anche Antonio e tantissime persone, però c'è quel qualcuno, infatti l'hai scritto proprio di recente, che non gli sta bene un po' quello che scrivi. È un po' forse scoraggiato dalle cose che scrivi. Diciamo, io prima parlando con come si chiama l'uomo importante della regia? Gabriele o Cipriano. 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 Sì. Parlate, ho detto una cosa che c'è una citazione latina che a me è stata sempre molto cara perché rappresenta perfettamente i rischi che si corrono quando uno si pone in una certa maniera. Dicevano i latini: a chi dice la verità regalagli un cavallo per scappare. Perché la verità a volte fa male. La verità fa male a chi non la vuole accettare, fa male a chi se ne inventa una sua. La verità è la verità. Ci sono verità oggettive e verità soggettive. Ci sono opinioni per le quali tu hai una tua idea della verità e poi ci sono le verità assolute che sono i principi fondamentali della vita. Quelle non sono personali, ma esistono, sono patrimonio comune dell'umanità. Invece comunque nessuno ha la verità o pochi vogliono accettarla. La schiettezza ha caratterizzato sempre la tua vita, sia privata che pubblica, ma quanto ti è costata questa schiettezza? Costa molto perché se tu stai, faccio un esempio elementare,
se tu hai un rapporto con una persona importante, almeno importante tra virgolette, vale a dire un potente più che importante. Per me è importante Giorgio Bocca, è importante Einstein, gli altri sono solo potenti, hanno soldi, hanno una condizione di comando, e se tu, due sono le cose, o tu con lui sei sempre d'accordo, anche se non sei d'accordo, perché devi pensare a campare, devi pensare a tirare fuori la carretta, a tirare la carretta, quindi a guadagnare dei soldi, a vivere, a salvarti, beh, allora probabilmente tu la verità questi non la dirai mai, dirai sempre che sei d'accordo con quello che pensa lui, perché devi salvare la vita. Beh, io a queste persone, come già ne parlavo in macchina, a queste persone io le giustifico, perché il bisogno molte volte ti fa schiavo e ti fa sottrarre la libertà a te stesso. Sì, però il tuo modo di essere... Però quando tu sei disposto a pagare il prezzo, e io sono uno che molte volte è stato disposto a pagare questo prezzo. Anche quindi, caro, sì. Non ho mai raccolto quello che avrei meritato probabilmente, però io sono molto più felice di chi ha molti più soldi di me e non ha mai detto la verità, perché non conviene. E questo ti stavo dicendo, perché il tuo modo di essere ti fa scoprire l'anima che hai dentro e te la fa trascrivere su un pezzo di carta, perché le tue canzoni raccontano proprio la verità. È anche questo, il tuo modo di essere, il tuo modo di essere vero, trasparente con gli altri. No, vabbè, ma mi state facendo di me un santo, io non so. No, non vuol dire essere un santo, perché i difetti ce l'ha pure Bruno Lanza, cioè, voglio dire. Non sono un santo. Il problema è un altro, che quando tu parli, quando il mondo della canzone, parliamo, non è un fatto napoletano, il mondo della canzone in generale, a livello mondiale, e quindi riduciamo all'Italia, il mondo della canzone è portato a parlare d'amore come la gente vuole che se ne parli. Cioè, gli autori scrivono di mestiere sapendo già che se tu dici quella cosa sull'amore piacerà, sarà accettata. Quindi anche finta la cosa. È finto anche, sono finto l'80% delle canzoni sull'amore. L'amore è una cosa molto complicata, molto complessa, e c'ha migliaia di corridoi. Quale corridoio ha preso? No, vabbè. Bel corridoio. Quindi io quando parlo d'amore mi metto nudo di fronte all'amore, mi metto nudo di fronte anche a me stesso. Io non ho pudore, non ho il pudore di me stesso. Quando scrivo in generale non ho mai pudore di me stesso, quindi questo poi alla fine probabile che risulta dalla canzone, cioè la gente dice, però cazzo, questa cosa non l'avevo considerata. Quando e poi è la verità che appartiene un po' a tutti, vedere l'amore per quello che è veramente, non l'amore sogno, l'amore cartolina. Perché l'amore è bello pure quando è difficile, è complicato. Anche quando è lontano. Quando è lontano, io ho scritto una cosa stanotte, ho scritto l'amore possibile può incominciare e può finire. Gli amori impossibili durano tutta la vita. Sì, è vero, l'ho letta sta cosa, sì. Senti, voglio sapere dal maestro. Cosa? Quando è nato? No, se è verità o leggenda quello che si racconta sulla sua nascita. Leggi un po'. Aspetta. Ok. Allora, è nato il 18 ottobre, dico gli anni, ma 1943, ma è stato dichiarato solo l'8 gennaio del 44, perché il padre cercava un ufficiale di stato civile che accettasse di registrarlo come Stalin Giuseppe. Il nome poi fu scelto in omaggio a Giordano Bruno. Bravo, è vero? Perfetto, sì, è vero. E quindi è vera sta cosa. Una notizia vera. E quando festeggi? Per ottobre o gennaio? No, ottobre, ho accettato festeggio quando sono andato veramente, non quello della carta d'identità. Hai capito? Cioè, mio padre non era... Questa cosa mi sfuggiva. Attenzione, sarà del 43. Stalin era considerato dai comunisti del mondo un dio, era considerato la massima espressione del comunismo migliore. Non si sapeva ancora, non eravamo ancora informati.
sugli scempi e le infamie che ha fatto anche lui. E che avesse portato, sì. E quindi papà ingenuamente come comunista d'acciaio in quel tempo, anarchico comunista, per onorare voleva chiamare Stalin. E immaginate le facce degli impiegati comunali quando arrivava questo signore e diceva mio figlio è nato mio figlio. Dottore, ma chi può fare? Ma com'è possibile? Siete pazzi, non si può fare. Vabbè, non vogliamo sapere lo status politico attualmente, però adesso si cambia scena, Bruno, perché adesso dobbiamo parlare delle canzoni. Bravo. Viva la democrazia. Facciamo vedere le prime foto che abbiamo Antonio. scelto. Chiediamo al regista se ci accende il televisore prima di tutto e se possiamo guardare il blocco numero 1 di foto. E quando io pensavo che ormai mi dovevo rassegnare a vivere la serenità di un amore stabilizzato, diciamo così, no? Improvvisamente è arrivato uno e mi ricostruisce, ti travolge la mia vita e me la ricostruisce da capo, facendomi vivere la dimensione dei 20-30 anni fino al 2017 che se n'è andato. È andata via. Vogliamo vedere un po' i saluti 9 e 10 insieme, 9 e 10. Dai, ti carichiamo un po', ti facciamo sorridere un po', vai. Amore, amore, amore amaro, che potrà fermare solo Dio. Nonno, mi scrivi una canzone come te l'ho scritta io, per favore, ti voglio tanto bene. Eccoci qua, dopo l'ennesimo tentativo di video di prova, eccoci, penso che questa sia la volta giusta. Allora, la prima cosa ti volevo ringraziare, per come padre, per tutte le volte che vengo da te senza preavviso e apro tutti i mobili e prendo tutto ciò che voglio senza neanche chiederti il permesso, e ogni volta che cerchi di qualcosa non lo trovi e sai che sta da me. E quindi grazie per la pazienza, perché io non sono solo la figlia, ma sono anche la sua vicina di casa, per il suo grande piacere. Per quanto riguarda invece l'artista, non c'è bisogno neanche, credo, perché la tua musica parla da sola e sai che noi siamo orgogliosi di te. Siamo veramente orgogliosi di te, di tutto quello che scrivi, di tutto il tuo successo. Ci sta anche un'altra persona che ti voleva salutare, eccoli qui. Ciao nonno! Eccolo qua. Un bacio e in bocca al lupo per tutto ciò che ancora dovrei. Siete dei criminali. Dei criminali pure noi. Però questi commenti ce li fai dopo aver visto 7 e 8. Al peggio non c'è mai fine. 7 e 8 e poi stiamo dopo per terminare. Allora, ciao papà, sorpresa. Comunque volevo dirti, come coinquilino sei una vera frana, come uomo e come artista sei una persona eccezionale. Te lo dico quasi tutti i giorni. Allora, la cosa che non ti ho mai detto, io mi stupisco sempre quando sento le tue canzoni, sempre, ogni volta, quando mi fai leggere magari in anteprima qualcosa, perché mi stupisco del fatto che tu hai quasi 80 anni, chiunque sente le tue canzoni o legge le tue poesie, quello che scrivi, mai potrebbe immaginare che quello che sente è stato scritto da un uomo così grande, perché tu hai un modo di scrivere dei sentimenti, a volte quasi da adolescente, questa passione, questo amore, questo senso del sentimento fortissimo, ed è una cosa meravigliosa. Io ti volevo ringraziare perché comunque tu ci hai lasciato un'eredità enorme, il rispetto per noi stesse, il rispetto per la nostra libertà, il coraggio di vivere per come vogliamo, senza farci sopraffare mai da nessuno. L'amore per la passione. Io ora sono in sartoria e anche questa è una forma d'arte che comunque abbiamo ereditato da te, io e Francesca, mia sorella, e anche l'altra mia sorella che purtroppo ora non c'è più. Perché noi ci ha insegnato a avere il coraggio di vivere di passione,
solo di passione. Infatti non tutti sanno che tu eri un famoso dentista, avevi tanti studi odontoiatrici, addirittura un centro di odontoiatria popolare. Io mi ricordo che ero piccolissima, avevo circa 10 anni, e un giorno mi ha detto: Margherita, ma a te sembra giusto che un povero vecchietto pensionato non possa avere la possibilità di farsi una protesi? E tu hai creato questo centro, cioè primo al mondo penso, dove i vecchietti con la pensione venivano e pagavano tanto al mese quando prendevano la pensione, ma senza nessun tipo di ricevuta, di scritta, di rata o cambiale, a fiducia. E hai avuto un successo enorme. Poi nessuno sa che tu sei un insegnante di odontotecnica, e infatti, perdonatemi un attimo, non tutti sanno che tu sei un insegnante di odontotecnica, quindi di conseguenza io sono odontotecnica perché ho studiato nella scuola dove tu insegnavi, però per fortuna, sempre grazie a te che non mi hai ostacolato, io sono riuscita a fare quello che mi piaceva e non quello per cui avevo studiato. Quindi tu a Marimpure hai chiesto tutti studi medici perché nessuno delle tue figlie ha seguito la tua carriera. Siamo tutte con questa capa artistica e noi facciamo moda, cioè, un po' più povere ma super felici, come sei felice tu. Ti stupisci sempre del tuo successo, del riconoscimento degli altri per quello che scrivi. Penso che tu debba avere ancora di più, ma molto di più. Ti amo tanto, papà. Io sono sicura che camperai almeno altri 30 anni, almeno lo spero. Mille baci, papi. Ciao. Ciao papà, sicuramente sarai meravigliato da questo video. Che dire, su di te ci sarebbe un secolo di cose da dire, però io voglio parlare di un aspetto che non tutti conoscono, della tua bravura nel cucinare. E voglio chiederti di smetterla di cucinare troppo. Cucini troppo. Cucini troppo, ci fai ingrassare, anche se spero che tu presto faccia il tuo famoso ragù. Che dire, sei una persona eccezionale, unica, sicuramente una persona fuori dal comune, da non sottovalutare il tuo lato molto polemico. Purtroppo io ho preso di te, forse sono la figlia che più ti assomiglia sotto questo aspetto di essere polemica, però ci hai insegnato tanto e ti dobbiamo solo ringraziare per il senso di libertà e di creatività e che ci hai dato, che ci hai rendendoci delle donne mentalmente libere, e questa è la cosa che più sicuramente di cui ti devo ringraziare principalmente, il senso della libertà. Io ti mando un grosso bacio e spero che ci prepari quel famoso ragù al più presto. Ciao papà. A dire il vero, prima di fare questo commento, a dire il vero, doveva mandare un video anche Francesco, sì. Però un po' per problemi di lavoro, un po' perché ha avuto dei problemi, è un po' impegnato, problemi al telefonino, gliel'abbiamo detto tardi e non è riuscito. No, è vero. Però mi ha mandato un messaggio dicendo: di a papà che gli voglio tanto bene. Ecco, questo è un messaggio da parte di Francesco, e poi sicuramente il messaggio da parte di un altro Angelo che ti ama tantissimo e ti è sempre vicino, anche se non l'hai vista in video, però è sempre accanto a te. Viva Bruno Lanza, abbiamo terminato questa bella puntata, però ci devi dire, ecco, come ti è sembrata, ma soprattutto quali sono state le tue emozioni. Allora, le emozioni sono state molto forti, specialmente nell'ultima parte. Voi siete stati immensi, perché io non avrei avuto la pazienza che ho dovuto di raccogliere tutto questo materiale, sarà stata una bella fatica per voi. Questo mi rende ancora più onorato e grato, e non penso di meritare tutto quello che avete fatto,
Ma come no? Tu meriti tanto, questo ed altro. Io mi auguro che voi fra 10 anni mi fate un'altra cosa così. Ma quando vuoi, la possiamo fare anche fra una settimana, voglio dire, visto che ci sarebbe ancora tanto da parlare. Ecco, io vorrei che tutti quanti, io ho vissuto sempre sbagliando anche, quando si sposa il concetto di libertà si commettono un sacco di errori. Che la libertà costa, non te la regala nessuno, no. Non è gratis e non è sempre giusta, ma è sempre meglio sbagliare in libertà che essere sopraffatti da chi la libertà te la vuole togliere. È vero. Quindi l'amore prima di tutto è un sentimento di cui hanno diritto tutti, dallo scarafaggio all'uomo, per capirci. Senza nessuna distinzione. Anche senza nessuna distinzione. Gli amori sono tutti uguali, sono tutti importanti, sono tutti... L'amore, il mondo gira perché c'è l'amore, se non si saremmo estinti già da quanto tempo. Forse qualcuno l'estinzione non viene bene, però ecco, voglio dire, l'amore è importante, la libertà è fondamentale e non importa se è sbagliato ogni tanto, chi non sbaglia. L'importante è considerare, fare esperienza dell'errore e continuare ad essere liberi, magari si fa un altro sbaglio ancora. Non ho rinunciato mai alla libertà. Io alle mie figlie ho dato le chiavi quando avevano 16 anni, ho detto queste sono le chiavi di casa. Gli ho spiegato pure che non dovevano avere paura di fare l'amore con qualcuno, dovevano avere paura di fare l'amore con qualcuno sbagliato. Grande papà, sei un grande papà, quindi mai affannarsi di raggiungere un qualcosa, di raggiungere sia la libertà che l'amore, sempre piano piano, e sicuramente avrete nelle vostre mani il giusto, sia la libertà per poterla condividere con gli altri e sia l'amore, come l'abbiamo trovato questo amore nel cuore del grande Bruno Lanza che ci ha tenuto compagnia in queste bellissime ore della domenica, però noi saremo anche in replica. Mi sono sentito molto importante. Tu sei importante, lo sei. Ci saranno altre repliche per voi, se avete voglia di rivedere questa puntata. Stasera alle 22:30 e poi dopo sabato prossimo alle 21. Alle 21. Quindi domenica sera e sabato prossimo in replica, poi la puntata sarà messa su YouTube, poi avremo i social. Io non era Dio, ma qua ho detto dammi del tu, ma lui non ci riesce. Da piccolo, e grazie alla pazienza di aver sopportato in TV tanto tempo uno come me. Lo meriti. Allora, hai lanciato degli ottimi messaggi. Ultima domanda e poi ti lasciamo, però prima vorrei farti un augurio speciale io e Antonio. Sì, perché vorremmo che tu scrivessi anche per la Mannoia. Lo so che è un tuo sogno nel cassetto. Però glielo diciamo, cara Fiorella, tu sei tanto buono. Fatti scrivere un pezzo da Bruno. Ma faccio gli pazzi. Io se mi mettessero di fronte alla scelta Mina Mannoia, io sceglierei Mannoia. Mannoia, che non t'annoia. Fiorella, senti questo messaggio, Fiorella. Appunto, come ti è sembrato tu per tu? Vai velocemente, 2 parole. Come ti è sembrato tu per tu? Ottimo? No, peccato che lo fate voi. Ok, peccato che lo facciamo. Sarebbe un bel programma. No, ci voleva la domanda, capito? Quindi, vabbè, comunque terminiamo, ringraziamo Angelo Ciero, ringraziamo Renate De Carmine, grazie Bruno Lanza e noi ci ribecchiamo la prossima settimana. Chi sarà il prossimo ospite? A sorpresa. Grazie a quelli che non ci vedono, a quelli che stanno di là, a quelli che si fanno grazie alla regia. il culo con i mix. Grazie e buona settimana. Ciao. Buongiorno Armando. Buongiorno signore. È rientrato mio figlio? Certo, è nel salone con sua moglie. Bene. Caterina, lasciami fare. Carletto, dobbiamo parlare di educazione. È da un po' di tempo che stai facendo il mascalzone. Certe volte tu ci lasci esterrefatti. Forse è colpa nostra che siamo stati un po' distratti. Con te iscrivemmo al migliore istituto della regione. In 5 anni ci sei costato quasi 1 milione.
ambiente scelto di primari e magistrati. E vuoi sapere quali sono stati i risultati? Buchi nei mammut Non si dice, non c'è problema, Mubeki. non si dice, Stavaglione è proprio cesso. non si dice, E fosse non sa papà non lo può chiamare. Non si fa, c'ha vita fatta a palla. non si dice, O frate tu, o frate mio. non si dice, Tua madre va ai concerti di Ravello e tu t'accatti tutte i dischi Raffaello. A saperlo ti avremmo affogato nel bagnetto. Al tuo battesimo c'era il sindaco e il prefetto e ogni tanto ci domandano di te. Noi diciamo che sei morto e sai perché? Perché? Tocchi nei mamma, non si dice, non c'è problema, Mubeki. non si dice, Stavaglione è proprio cesso. non si dice, Non ti posso portare quando è bella e buona dice. Ma capisci? buchine mamma non si dice, c'è scassato cazzo non si dice, Ma che giochi si che cantano? non si dice, Buchi nei mamma, non si dice, ti scendi a casa, ma che capite? non si dice, Stavaglione è proprio cesso. non si dice, Non ti posso portare quando è bella e buona dice. Ma capisci? buchine mamma non si dice, c'è scassato cazzo non si dice, Nell'educarti e chiudo tutte cose storte.